Una birbonata del diavolo. Poco prima dell'ordinazione sacerdotale di Don Bosco, mamma Margherita era salita sopra un gelso a raccogliere la foglia per i bachi da seta. D'un tratto si ruppe il grosso tronco sul quale poggiava ed ella cadde, battendo pesantemente al suolo. Ne bastò. Il rame spezzato le piombò sopra, cadendole sulla fronte e lasciandole un'impronta che portò finché visse. Ma ella s'alzò prontamente e, come se nulla fosse caduto, corse a sfamare i bachi che attendevano. Saputasi poi la cosa, Don Bosco le andava ripetendo: «Vedete, madre mia, quanto è buona la Madonna. Il demonio ha tentato la vita vostra per privarvi della gioia di baciar la mano al vostro figlio prete, ma non c'è riuscito. Ha però voluto lasciarvi il ricordo di questa sua birbonata».